Come si viveva nel Neolitico, come si viveva nell'età del bronzo o nell'età del rame? Lo scopriremo oggi qui al Parco dell'Ivelet in compagnia dell'archeologa Maura Stefani che ci accompagnerà in questo viaggio. Benvenuto all'interno della prima palafitta che andremo a vedere insieme, che è quella dedicata al Neolitico. Qui, guardandoti intorno, puoi vedere come era fatto l'interno di una casa abitata intorno a 6.000 anni fa e puoi vedere tutta una serie di strumenti che raccontano un po' com'era la vita di tutti i giorni. Strumenti che raccontano quali erano le attività che l'uomo faceva e raccontano anche le grandi conoscenze e le grandi abilità che l'uomo aveva già in questo periodo. Tutti gli strumenti che vedi intorno a te sono stati ricostruiti, come questa palafitta, e si ispirano a dei reperti archeologici realmente ritrovati. I materiali che possiamo vedere nelle ricostruzioni sono gli stessi che si usavano anche in preistoria, quindi possiamo vedere strumenti in pietra scheggiata, strumenti in pietra levigata, strumenti in ceramica, ma anche strumenti ottenuti da materiali di origine animale, come le pelli, come l'osso, e materiali di origine vegetale, quindi cesti intrecciati e altri oggetti fatti di fibra vegetale. Questa palafitta ci permette di raccontare le grandi innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato il Neolitico, quindi possiamo parlare di agricoltura, di allevamento, possiamo parlare di tessitura, di ceramica, di pietra levigata, ma possiamo anche sottolineare come in questo periodo l'uomo continui a utilizzare tecnologie e materiali che conosceva già prima nel Paleolitico e quindi sono ancora più antichi, e come ad esempio l'utilizzo della pietra scheggiata e l'intreccio di fibre vegetali che permettono un po' di fare una continuità nel tempo anche delle conoscenze dell'uomo. Il parco dell'Ivelet nasce nel 2007 e nasce per dare risalto a una scoperta eccezionale che è stata fatta proprio sulle rive dei nostri laghi. Nell'istmo di terra che oggi separa il lago di Lago dal lago di Santa Maria sono stati fatti degli scavi che hanno restituito una serie di reperti, quindi resti di case e di oggetti, che sono stati datati proprio al Neolitico recente, all'età del rame e all'età del bronzo. Per dare risalto a questa scoperta è stato costruito il Parco dell'Ivelet che appunto, come dicevamo prima, permette di raccontare com'era la vita in questo villaggio fra 6.000 e 3.500 anni fa. Andiamo verso 5.000 anni fa e andiamo a scoprire come si viveva nell'età del rame. Molti degli aspetti del quotidiano sono simili a quelli che c'erano anche nel Neolitico, praticamente non viene abbandonato neanche un materiale di quelli che abbiamo nominato prima, ma c'è un'importante aggiunta. L'uomo comincia a fare i primi esperimenti di metallurgia. Il primo metallo lavorato dall'uomo è proprio il rame, che si ricava da alcuni minerali come la malachite, l'azzurrite, la calcopirite, che vengono lavorati per estrarre il metallo. Servono temperature molto alte, quindi il tutto avveniva all'interno di fossi di fusione con l'aiuto di soffiatoi che permettevano di aumentare la temperatura del fuoco fino appunto ad arrivare a quelle adatte a questo lavoro. Andrea adesso ti porta nell'ultima tappa del nostro viaggio e quindi andiamo a scoprire l'età del bronzo. Nell'ultima palafitta, che è anche quella completamente sospesa sull'acqua. In questo periodo una delle differenze principali è appunto che l'uomo continua i suoi esperimenti con la metallurgia e arriva a creare la prima lega. Quindi in questo periodo la grande novità è proprio il bronzo, che si ottiene mescolando rame e stagno ed è un metallo con proprietà migliori rispetto al rame usato da solo. Per questo valeva la pena fare il grande lavoro che c'era dietro alla creazione di un oggetto di bronzo e anche l'attesa magari per procurarsi le materie prime, perché lo stagno, che è una delle due componenti del bronzo, è un materiale che viene da ancora più lontano rispetto al rame, è ancora più difficile da trovare, è ancora più raro in un certo senso. Guardate anche solo la differenza tra una spada in bronzo appena uscita dallo stampo e una spada finita e levigata e rifinita con il suo manico. Questa spada poi è la ricostruzione di una spada che è stata ritrovata qui sulle rive dei laghi. È stata datata a un periodo successivo a quello del villaggio, quindi vuol dire che c'è stata una frequentazione della zona anche dopo l'abbandono del villaggio e questa spada ne è la testimonianza. È una spada che per quanto riguarda la tipologia è stata datata all'età del bronzo media, mentre il villaggio è stato abbandonato all'inizio dell'età del bronzo.
Vai pure. Il Livelet ha la fortuna di trovarsi in un luogo molto speciale anche dal punto di vista naturalistico. Siamo dentro al Parco dei Laghi della Vallata, recentemente istituito, ma la zona dei laghi è anche un sito di interesse comunitario per la rete Natura 2000 da moltissimi anni. Questo perché è una zona ricca di biodiversità e importante per la nidificazione di molti animali, soprattutto uccelli e anfibi. Il Livelet è un ottimo punto di partenza per fare passeggiate nel Parco dei Laghi della Vallata e noi offriamo anche un bel calendario di visite guidate nella natura dei laghi, sia di giorno che serali, che sono molto affascinanti. E si può fare, magari in attesa della visita guidata alle palafitte, un giro alla scoperta dei laghi della Vallata anche senza uscire dai confini del parco, perché c'è tutto un piccolo percorso di pannelli che il pubblico può anche leggere in modo indipendente, e c'è un bellissimo stagno ricostruito che permette di apprezzare alcune delle piante che crescono naturalmente lungo le rive dei laghi.